Al via con la seconda dose booster anti-Covid, ovvero la cosiddetta quarta dose. Nella ULSS 3 Serenissima sono oltre 45.000 le persone eleggibili tra gli over 80 e i soggetti estremamente fragili. Si parla in questo caso di oltre 3.600 persone. Sono circa l'81% della popolazione over 80 che è stata sottoposta a vaccinazione con la terza dose. Da queste noi dovremo fare le dovute pulizie riferite a quelli che hanno avuto la malattia, quindi tra la prima dose in su, che si sono ammalati di Covid, questi vanno tolti dalla vaccinazione, diciamo dalla seconda booster. Quasi 10.000 le slot messe a disposizione per ciascuna settimana e con prenotazione a partire da oggi, dopo le somministrazioni ad accesso libero effettuate nella giornata di ieri. La nostra potenzialità è molto ampia e collaudata nel tempo, quindi noi partiremo con queste 10.000 dosi, in 4 settimane dovremo riuscire a far tutto sostanzialmente. Per questa quarta dose deve essere trascorso un intervallo di tempo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo. Attenzionate speciali le RSA. Il personale sanitario sempre molta attenzione e anche le persone che fanno visita alle strutture per anziani ma anche ai nostri ospedali, però la vaccinazione è effettivamente diretta alle persone over 80 e alle persone che hanno problemi diciamo di sensibilità e di risposta immunitaria. Esentati dalla quarta dose i soggetti che hanno contratto il Covid nei citati 3 mesi. In questi giorni, nell'incrocio dei dati con l'Agenzia delle Entrate, in arrivo le prime sanzioni per gli over 50 non vaccinati, al momento 86 nel veneziano multati tra gli oltre 14.000 previsti, per 100 euro di sanzione ciascuno. Le persone hanno, dal momento del recepimento, hanno una decina di giorni per inviare alla ULSS competente, quindi a noi, un certificato vaccinale, l'esenzione dal vaccino, il certificato di malattia da Covid, grazie al quale allora noi possiamo compilare un format che va all'Agenzia delle Entrate e li esenta dalla multa.